Bene, un benvenuto a tutti, un buongiorno, anche se la giornata non è delle migliori all'esterno. Ci troviamo in un luogo che già ieri, mi permetto di dire, ha ospitato un evento culturale di altissimo rilievo come la presentazione di Campiello in fabbrica, intendendo come fabbrica la fabbrica delle leggi qui il nostro consiglio regionale. E poi nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro con i Veneti nel mondo col professor Mocellin, che era qui anche ieri, e che ha fatto una bellissima lezione sulla lingua veneta che ha tenuto, diciamo, attenti e reattivi i membri della consulta dei Veneti nel mondo, cioè gente che arriva da tutto il mondo, dalla Sud America all'Australia, al Nord Europa, al Nord America, con appunto una lezione che dal mio punto di vista ha aperto anche molti menti. E oggi, diciamo, invece parliamo di una iniziativa, secondo me, altrettanto importante, che è la terza edizione di un premio letterario ideato con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio linguistico veneto nelle sue varie forme, attualizzandolo, perché è quello l'importante, come spesso ci parliamo col professor Mocellin, deve essere una cosa che viene resa attuale e diciamo, permettetemi, potabile, specialmente per il pubblico dei giovani. La risoluzione del Consiglio europeo del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo dice che la diversità linguistica e culturale è parte intrinseca dell'identità europea e che essa allo stesso tempo è un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa. La stessa risoluzione afferma poi che la promozione delle lingue europee meno diffuse rappresenta un importante contributo al multilinguismo. Riconoscere il valore delle lingue minoritarie è un passo determinante nella costruzione di un'identità europea che non neghi le sue molteplici anime, un'identità europea basata sul rispetto delle singole culture e tradizioni. Non si può immaginare un'Europa senza il Veneto, senza la sua arte, la sua cultura e la sua lingua, il cui contributo nella costruzione della cultura europea è indiscutibile. Le lingue testimoniano non solo una cultura locale, ma un insieme di relazioni, rapporti, condivisioni che hanno segnato l'Europa per secoli. Ogni lingua è come una cassaforte che custodisce quel tesoro che è il patrimonio di conoscenze, tradizioni, cultura e storia di una comunità. Uno sguardo al contesto contemporaneo, ad una omologazione culturale prodromica di un appiattimento che conviene a molti, non consente di essere molto ottimisti. Dobbiamo tuttavia opporci a questo declino pericolosissimo. L'alternativa non è solo perdere lingue e culture importantissime che hanno attraversato i secoli, ma appiattirsi su modelli culturali e sociali derivati dalle potenze egemoni. È un rischio concreto. Luigi Meneghello, lo scrittore di Libera Nostra Malo, dichiarava che il suo dialetto, permettetemi, lui, veneto, era la sola e la sola lingua che conoscesse bene, ed in questa frase era chiusa tutta la potenza della lingua veneta, nel suo sostrato, nel suo substrato e nel suo portato. Come diceva ieri Mocellin, sempre facendo un confronto a livello europeo, i veneti parlanti, che si possono stimare nelle nostre zone dai 5 ai 7 milioni, sono molti di più di qualche Stato che ha la lingua riconosciuta che viene usata come lingua ufficiale in Parlamento europeo. Mi viene in mente la Slovenia, mi viene in mente la Croazia. Quindi quello che abbiamo anche come massa critica eventualmente da poter valorizzare, da poter promuovere è comunque una base importante e esperienze come la vostra sicuramente ci aiutano a questo. Chiudo con una citazione di Italo Calvino con la quale ringrazio Alberto Onantin, sindaco di Campagna Lupia, Diego Longhina, assessore alla cultura, la giuria e tutti i partecipanti al concorso. Diceva dunque Calvino: quando ho incominciato a scrivere utilmente mi facevo scrupolo che dietro l'italiano ci fosse il calco del dialetto, perché sentendo la falsità della lingua usata dalla maggior parte degli scriventi, la sola garanzia d'autenticità che mi sembrava di poter avere era questa vicinanza all'uso popolare. Quindi quello che noi normalmente usiamo
e devo dire che anche all'interno dei lavori delle commissioni qui a Palazzo la lingua veneta viene spesso usata come metodo di comunicazione, è comunque, ripeto, una lingua che ha alle spalle secoli di storia, che ha milioni di testi scritti, basta fare un giro in Archivio di Stato o vedere la prima stesura del Milione di Marco Polo, che era scritta in un veneto francese che comunque poi è stato usato in tutta Europa, e ripeto, abbiamo alle spalle una forza e delle radici profonde che possono essere utilizzate con ottimismo per guardare avanti. Cedo la parola a Roberta Vianello, che segue da vicino questa iniziativa e che con me ha voluto questa giornata. Prego Roberta. Sì, buongiorno a tutti. Allora vi ringrazio di essere qui presenti, ringrazio il Presidente Ciambetti, ringrazio anche il Sindaco di Campagna Luppia e l'Assessore Longhino e tutta la giuria. Spendo 2 parole su questa bellissima iniziativa che la sento da vicino perché io, essendo consigliere della Riviera del Brenta e Campagna Luppia facendo parte della nostra Riviera del Brenta, ha portato alla luce con questo bellissimo concorso tutte le tradizioni che ci raggruppano e non solo il nostro bellissimo territorio ma anche la lingua veneta che si esprime in tanti modi e nel modo in cui si è espressa in questo bellissimo concorso con poesia ci ha dato la possibilità di vedere e di sentire da vicino come le emozioni, i sentimenti che ci sono fra di noi e ci raggruppano vengono raccontati e quindi anche portati alla luce attraverso la nostra lingua, che è la lingua veneta, che ha tradizioni storiche, come diceva il nostro Presidente, e che fa parte della nostra storia. E quindi per noi è un grande orgoglio essere qui e portare a conoscenza a tutti i veneti di questo bellissimo concorso. Grazie. Grazie Roberta. La parola al Sindaco che segue da vicino, sicuramente ha dato ampia delega all'assessore, ma so che tiene molto anche lui a questa iniziativa e che sei solo alla terza edizione sta già avendo una qualità di lavori e di diciamo prodotto che arriva da chi concorre di ottima qualità. Prego Sindaco. Intanto un ringraziamento personale proprio al Presidente del Consiglio e anche alla consigliera Vianello. Per noi, per Campagna Luppia, è un onore essere qui oggi e soprattutto per portare questa premiazione che è arrivata, come dicevate voi, alla terza edizione. Un concorso letterario di poesie, di prosa, di racconti in brevi anche, diciamo, però in lingua veneta. Perché siamo arrivati a questo? Perché tutto questo nasce nel 2000 in cui eravamo in un periodo particolare per tutto il mondo col Covid. 2020, scusate, ha ragione. 2020, proprio in quel periodo lì, eravamo in una fase in cui abbiamo voluto dare ai cittadini la possibilità, ai cittadini non solo di Campagna Luppia, ma aprire proprio questo concorso a livello veneto, la possibilità di esprimere delle emozioni che si stavano vivendo in quel momento e abbiamo chiesto proprio di farlo in quel modo, nella lingua veneta, proprio per conservare, valorizzare e promuovere quello che è il patrimonio linguistico e culturale del nostro territorio. Questa è stata una delle motivazioni. L'altra motivazione, come dicevo, era proprio anche quella di esprimere un'occasione di emozioni attraverso la lingua parlata in casa e in famiglia, come diceva prima il Presidente, anche a livello istituzionale, ma non vale anche per Campagna Luppia. A volte la comunicazione riporta temi, parole e argomenti in dialetto e molte volte una sola parola in dialetto dà una visione molto più ampia di quello che magari l'italiano non riesce a tradurre in tal senso.
E l'ultimo motivo è stato quello di onorare la memoria di un nostro concittadino, Elvi Longin, che trovate proprio che questo concorso è dedicato a lui. È un ex funzionario del comune di Campagna un corrispondente del Gazzettino e anche autori di brevi racconti sia in italiano ma anche in dialetto veneto. Ecco, tutto questo ci ha portato a fare questa scelta. Abbiamo visto che nel tempo è stata gradita da chi partecipava, aumentando sempre di più il numero dei partecipanti. E poi adesso io lascerò la parola all'assessore che avrà modo di estendere proprio tutto il concetto che ci ha portato anche dal punto di vista pratico. Mi sento solamente di aggiungere una cosa che poi anche l'assessore darà risalto. L'importanza di avere avuto come punto fermo un dipendente comunale. La signora Manuela Moro, che in questo momento anche lei sta partecipando a questa conferenza, però è un punto saldo dove l'impegno di un dipendente pubblico va oltre il proprio ruolo, va oltre il proprio orario di servizio, va oltre il proprio impegno, e questo motiva ancora di più per credere in quello che le istituzioni e anche i dipendenti fanno per il nostro territorio. Grazie. Devo dire che possiamo essere, lo dico da amministratore, fortunati perché abbiamo molti dipendenti dipendenti delle nostre amministrazioni, che prendono l'impegno appunto dentro l'ente anche, come dicevi, oltre diciamo quello che definisce il contratto nazionale di lavoro. E se abbiamo delle istituzioni a livello veneto che funzionano forse meglio di altri posti, devo dire che molto lo dobbiamo, ripeto, a questi dipendenti che con passione e con dedizione utilizzano il loro tempo e anche oltre nel posto di lavoro, dando significato e dando, ripeto, spessore a tanto del lavoro che viene fatto all'interno delle nostre amministrazioni. Io cederei la conduzione a Diego Longin che, ripeto, come diceva anche il sindaco, con passione segue questo premio. Prego, Assessore. Buongiorno a tutti. Si sente, sì. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io il Presidente per questa accoglienza, perché ci ha dedicato questo spazio che per noi è importante. Beh, come in ogni concorso c'è la presenza di una giuria, noi abbiamo un'ottima giuria, abbiamo il professor Alessandro Mocellin, che è docente di lingua veneta, autore e valente studioso di lingua e civiltà del Veneto e presidente dell'Accademia della Buona Creanza. Poi permettetemi di spendere qualche parola in più alla nostra concittadina, firma del Gazzettino Alda Vanzan, qui presente, non conosciuta da nessuno, dice il Presidente, è appassionata giornalista di politica, cronica, costume e nonché scrittrice. E poi della seguitissima giovane influencer veneziana Carlotta Berti, che è la TikToker che racconta la sua città. Beh, presentate le persone, dico che noi crediamo veramente che sia un periodo storico in cui è importante parlare col cuore. E abbiamo visto che effettivamente la lingua veneta ci ha permesso anche questo, e racconto alcuni aneddoti delle precedenti edizioni. La cosa si è allargata anche fuori dalla regione Veneto, perché alcuni veneti si sono sentiti presi in causa e sono venuti anche a leggere i loro racconti, le loro poesie, con un controllo della pronuncia veneta veramente straordinaria. E poi quando parlavi insieme magari avevano una cadenza milanese o piemontese, no? Perché magari erano nati là, però passavano l'estate dai nonni, piuttosto che erano solo nati magari in Veneto e però hanno vissuto in altre regioni. Però il richiamo un po' della lingua fa sentire ancora a casa. Quindi ecco, è proprio bello vedere questi aspetti qua. E come si chiama questo concorso? Beh, abbiamo preso proprio in prestito dall'arte culinaria, o da una definizione usata tantissimo in Veneto, che si chiama perfin dolce. Quando noi descriviamo qualcosa di buono, diciamo spesso questa espressione. Siamo alla terza edizione, abbiamo avuto la fortuna di avere il patrocinio della Regione del Veneto e della città metropolitana in tutte le edizioni, e faremo proprio la finale domenica 20, quindi tra dopodomani, nella nostra sala teatro
teatro del centro civico comunale. La cosa interessante è che dall'anno scorso le opere sono raddoppiate, quasi siamo a 95 scritti, quindi tra poesie e brevi racconti, ed è veramente un orgoglio che ci sia questo. In questa occasione abbiamo la fortuna di avere qua un finalista, che è Terenzio Gambin, che è presente, poi lo sentiremo, e poi abbiamo anche la fortuna di avere una giovane scrittrice fuori concorso, perché il concorso è dedicato solo ai maggiorenni, ma lei ha 13 anni e quindi l'abbiamo voluta qui con noi, è Nora Riganti, che è accompagnata dalla nonna Patrizia Feltrin, che anche lei scrive, l'anno scorso è stata finalista, se non ricordo male, giusto? Ecco. Quindi è importante valutare questo ed è bello che si porti avanti questa cultura, cioè portare avanti una lingua è veramente lasciare spazio alla tradizione e al bello che l'Italia offre, perché l'Italia offre questo in ogni regione. Ho la fortuna di avere amici per lavoro in tutte le regioni ed è bello sentire queste cadenze ma anche questi racconti in lingua. Io so che i tempi sono stretti e quindi non voglio dilungarmi e passo la parola al professor Mocelin. Grazie. Grazie Assessore, ringrazio la Presidenza del Consiglio per questa occasione veramente bella e importante. Si diceva il Presidente Ciambetti che ieri si parlava qui del Veneto parlato nel mondo e con questo concorso abbiamo visto la partecipazione di 39 racconti e 56 poesie. Mi sono permesso di chiedere, dopo diciamo, i lavori di giuria, di chiedere un po' la zona di provenienza di tutti gli autori per farne una piccola grafica. Mi sono reso conto, ci siamo resi conto, lo faremo vedere magari domenica, della distribuzione assolutamente completa, anche addirittura fuori Regione Veneto, anche dal punto di vista delle varietà del Veneto. Quindi si può dire che, nonostante sia un premio che nasce a Campagnalupia, nella Riviera del Brenta, è un premio veneto per le sue dimensioni, per il suo respiro, quindi la lingua veneta non solamente in una singola varietà, ma in tutte le sue varietà. E quando noi parliamo di distribuzione, quindi il Veneto è parlato in tante parti del mondo, in tutto il Veneto, se noi se lo visualizziamo potrebbe sembrare una cosa piatta, cioè stiamo parlando della sua estensione fino a qui. Spesso gli aspetti scientifici della lingua si fermano all'estensione della lingua o la sua struttura, ma con un concorso come questo, che in particolare si impegna ad andare oltre la poesia, perché il Veneto è assolutamente noto, famoso per la poesia, oltre che per la commedia veneta, ma spesso in Veneto la prosa e il racconto sono meno presenti. E invece, grazie anche a questo premio, si vede un aumento anche della qualità e anche del gusto degli autori per il racconto, che è una parte assolutamente importante della lingua. Con la poesia, con le poesie venete e con i racconti, ecco, non solo l'estensione, ma si percepisce la profondità. Ecco che allora una lingua molto molto estesa, oggi l'inglese è l'inglese che utilizziamo tutti quanti, no? È un inglese globalizzato, è un inglese superficiale. È molto molto esteso, noi abbiamo una competenza, quasi tutti ormai ci tocca averla in inglese, ma è una competenza molto superficiale. Mi permetto di usare un termine magari non bellissimo, una specie di pozzanghera, no? Molto estesa, ma molto molto superficiale. Se invece noi utilizziamo le nostre lingue madri, e questo che, citando Calvino, ma volendo anche Meneghello e molti altri, se noi utilizziamo le nostre lingue madri, nel nostro caso è il veneto, la lingua veneta, ecco che acquisiamo anche l'altra dimensione dell'essere umano, che è forse ancora più propria, che è la profondità emotiva, la profondità razionale, la profondità comunicativa, sociale e relazionale. E in tutto questo si potrebbe ancora avere qualcosa che manca, un'ultima dimensione che manca, la quarta dimensione, il tempo. Il rischio spesso, quando parliamo di lingua veneta, è che si rimanga in un tempo passato, no? E a volte può succedere, il nostro passato è talmente forte che ci viene assolutamente voglia di descriverlo, ma anche in questo caso, in questo premio, in questo concorso sono comparsi molti scritti sia di poesia che di racconto, che sono veramente attuali e anzi possiamo dire proiettati al futuro con una sensibilità molto veneta,
che si nutre del passato, ma non si ferma a quello, anzi, insomma, ne parleremo magari meglio durante la premiazione, alla quale vi invitiamo comunque, ecco, per dimostrare che il Veneto ha una sua estensione, una grandissima profondità anche emotiva e soprattutto è proiettato al futuro, perché è una lingua che ha 1200 anni, ma non sembra che sia vecchia, anzi è una lingua che anche i giovani vogliono utilizzare e sempre di più, penso e speriamo, sarà così, e l'obiettivo di questo concorso è anche questo. Io vorrei dare la parola a Manuela Moro, se vuole chiamare lei i lettori, così sentiamo dal vivo, ecco. Sì, abbiamo qui presenti quindi Nora Riganti, che è la tredicenne fuori concorso, che però abbiamo voluto assolutamente avere tra di noi, e sarà presente domenica, e quindi se vuole leggere la sua poesia, che se non ricordo male è, certo, può accompagnare la nonna, che è anche una concorrente, anche lei. Il Mercobain, la strada che porta robe fantastiche fuori dal comune e tanti tanti colori. Rosso e arancione, i colori del fuoco, come il pomegranà e zucca. Zaio verde e azzurro, i colori di un bel paesaggio, sol, erba e cielo. Vioia, un fior profumato di un giardinetto cielo. Marron, il colore del castagne e cascaso del castagniere e i putei letto su dei suoi piedi. Nero, il colore scuro di un busto massa grande e profondo. E poi c'è il bianco, il colore di una stanza infinita, dove non c'è né un scomizio né una fine, per sempre tutto colori. Come avete sentito, Nora è di Treviso, si è capito dall'accento, dalle varie parole. E poi abbiamo il signor Terenzio Gambin, che invece è della zona di Valdobbiadene, che ha partecipato, è uno dei classificati, non sa in quale posizione, perché lo renderemo noto la posizione in classifica solo domenica. E lui ha scritto un racconto breve, quindi non potendo leggerlo tutto per motivi di tempo, sì, leggerà solo... vuoi metterti lì? Sì. Posso dire due cose? Buongiorno. Allora, prima volta che leggo dal telefono perché non avevo portato il testo. Il mio dialetto è classificato come dialetto feltrino basso bellunese, che però le parla anche su un pochino di comunità pedemontana, misto nel comune di Moriago della Battaglia. Solo 3 termini: pontar vuol dire cucire, broar su è uno di quei termini che diceva prima, che sintetizza broar su, lavare i piatti, no? E la coltrina è la tenda. Aspetta, non so come che si fa. Guarda. Allora, a me mamma, femmina forte di una volta, devastava la demenza senile e tornava toseta. Mamma toseta. Non varie mai pensare, mamma, un dì di dover vederti così, spersa e confondesta, disorientata, indifesa e sbalotata a fa una barca in mezzo a una tempesta. Ti ave sempre visto Dio lavorar, fin da ceo, indafarada tutti i dì a spignatar, a parecciar la tola e a destrigarla, a broar su, a lavar le robe e a risentarle, e poi stirar,
nettar, forbir, lustrar, scoar, passare intera, fare i let. E finì di tutti i tuoi mestieri, subito e sempre là. Sentava addosso una carrega a pontar. Impetava la lastra della cugina che la guarda sul cortivo. A pontar per noi altri, ma pide tutto a pontar per gli altri, per ciappar qualche franco fuori a man, da poter spendere a bottega, dato che entro per ste porte i schei era sempre misurati. E sempre con la coltrina tirava per far venire entro una scianta de ciaro e sparagnar sulla corrente. Quan che te varrà toccà malibiar, e chissà quanta pazienza che te varrà toccà portare in te quegli anni là, cotretto osat, avuti un in triomande che altro, sempre pronti a combinar malani e a farte danar. Una tosetta piccenina da slevar, una paga sol e un on per mesi e mesi via distante a lavorar. Ultimo passaggio. Ferti di quei dì che non tu sapevi neanche capire a che santo votarte, perché non gendea dritta una neanche per morire. Tu varrà anche a pensare tra tutte le balton. E disperata tu varrà anche a piandere spide una lagrima de scondion. Ma ti, femmina salda della volta, non tu mai cedest, e tu attenies sempre dritto il timone di casa nostra. Solo un ultimo commento: ci siamo dimenticati di dire che sia nella sezione poesia che nella sezione racconti erano previsti 3 classificati che sono stati assegnati, ma la qualità dei lavori era tale che la giuria ha ritenuto concordemente di dare ulteriormente 3 menzioni aggiuntive ad altri 3 componimenti poetici e 3 menzioni aggiuntive anche per specifiche, diciamo, caratteristiche di 3 racconti. Quindi in totale, a fine i finalisti sono 12 brani. Ecco. Bene. Presidente. Mi permetto di aggiungere una cosa. Dicevate che i partecipanti arrivano anche da fuori Veneto. Io penso ci sarà una 4ª edizione, immagino, no? Io direi che se volete, attraverso il sottoscritto, attraverso Mocellin, perché non estenderla all'Istria? L'Istria, che io e Mocellin frequentiamo per eventi e manifestazioni culturali in maniera relativamente assidua, ha un bacino relativamente piccolo di veneti parlanti, 30-40 mila persone, che hanno però la loro lingua, l'istro-veneto, riconosciuta dalla Repubblica di Croazia come bene immateriale della Repubblica Croata e lo stesso dalla Slovenia. E anche se è un bacino relativamente piccolo come persone, ha una produzione culturale incredibile e secondo me rendere internazionale questo premio non sarebbe male. Dal mio punto di vista però saranno poi gli organizzatori oppure i giurati che frequentano quelle zone, ma proprio gli ambienti culturali di quelle zone, secondo me, per diffonderlo, che potrebbe esserci qualcosa, perché mi ricordo, o forse tu non c'eri, abbiamo premiato un lavoro fatto su temi appunto di attualità, anche di malattie che appunto purtroppo capitano nella vita delle persone, con una profondità come quella che abbiamo appena sentito, o con, ripeto, temi di attualità che è bello sentire in lingua veneta e che possono essere, ripeto, raccolti anche oltre i nostri confini. Quindi leggero suggerimento che vi sono permesso di fare. Sicuramente penso, no? Grazie.